Benvenuti in un nuovo episodio di Espresso Podcast. Oggi faccio il mio viaggio a Napoli, dove faccio delle cose più belle di Napoli. C'era pure la fritta di macaroni. Cioè, per Cavoli forza, di per favoretti. forza. Cioè tu quindi promuovi la napolitanità nel mondo? Sì, tutto ciò che riguarda Napoli, ecco, quindi che sia cibo, che sia comunque cultura, che sia arte, spettacolo, paesaggi, qualsiasi cosa che sia attinente con Napoli, io cerco di promuoverla nel mio modo, insomma. Però diciamo che il punto di forza, come già vi dicevo prima, è il food, che è il cibo che comunque negli ultimi 2 anni forse è diventato spopolato Come no, proprio come no. alla grande, e quindi diciamo che con il food riesco a fare più numeri rispetto a un Maschio Angioino, un Castel dell'Ovo, Certo. che pure c'è chi si interessa principalmente di quello, però è una fetta molto più piccola rispetto al food, ecco. Ma quando è che ti sei reso conto che effettivamente pubblicare sui social stava diventando un lavoro? Bella domanda. Ecco. Allora, è stata... Allora, innanzitutto io non l'ho cercato, perché io, ti ripeto, ero disoccupato e praticamente era come un hobby, perché inizialmente io facevo la guardia giurata, poi postavo qualche cosa su questa pagina Facebook, solo Facebook. Io ho aperto Instagram un anno fa, praticamente. Ah, ok, quindi Proprio proprio... sono fresco. E diciamo la comunque svolta è stata quando era il 2020, era ottobre 2020. Io tenevo su Facebook 10.000 follower più o meno, quindi era insomma scarso rispetto a ora. Certo. E andai a mangiare una pizza, possiamo dire il nome da che Come no, andai, ci si chiama mancherebbe. Attilio, Cioè, a vabbè, Pegna certo, Secca, certo, vabbè. un pizzaiolo storico. E allora andai lì in questa pizzeria e la mia fidanzata disse: cioè, ma fai un video di questa pizza? Io mi dovevo mangiare una pizza chiamata pizza non ricordo il nome, comunque a forma di comunque stella, praticamente Ok. era sta pizza. Giuseppe, fai un video di questa pizza? Io no, guarda, perché io ero e sono timido. Partiamo da Ok. questo. E io dissi: no, guarda, ma che video faccio? Che scimità, metto a fare video la pizza. All'epoca, tipo 4 anni fa, non si portava ancora a fare questi blog di video, Questo, di pizza, queste certo. cose. Dissi: vabbè, ma lo faccio, metto a fare sto video. Ma mi dicevo: ma che dici da sto video? No, vabbè, fai, riprendi. Io dissi: Attilio, fai tu. Cioè, io posso riprendere, tu fai, io ti faccio qualche domanda, che metti sulla pizza, che fai? Ha fatto il video, posto il video, 65 milioni 65 milioni, di non visualizzazioni. 1000. No, 65 milioni di Ti visualizzazioni. ha visto tutta Italia? 65 milioni ti ha visto tutta Italia? No, perché io posso vedere dove è stato visto il video. È stato visto un po' qui in Italia, un po' fuori, Canada, America, Messico, Stati Uniti. Dici, ma com'è possibile? 65 milioni. 10.000 follower avevo. Quindi voglio dire che Quello i è stato lo follower- switch. no, per dire che i follower, quanti follower c'hai, non conta niente. Mm. Quindi non contava, perché io con 10.000 follower fatto ho fatto 65 65 Certo. milioni di visualizzazioni. Quindi il numero dei follower è un numero che è così, è relativo. Quindi, se vogliamo anche, tra virgolette, a caso, cioè nel senso tu non Ma avevi idea che ma assolutamente avresti no, ma scatenato... io inizialmente non sapevo neanche che si guadagnasse facendo Ah, video. ecco. Io l'ho Ah, saputo ecco. dopo. Quindi era proprio per gioco. Sì, era un hobby, io ho detto la parola hobby, ma nel vero senso della parola, cioè io facevo la guardia giurata, io guadagnavo 800 euro al mese, facendo orari pure piuttosto duri. Immagino. Sì, e poi mi sono trovato all'improvviso con la pagina che mi ha cambiato la vita. Ragazzi, praticamente. è bellissimo, Mhm. perché penso sempre che, sai, molti ci viviamo la vita molto come una cosa, devi lavorare, fare soldi, campare, andare avanti, mangiare, quindi devi faticare. Però non mi piace pensare che debba essere appunto una fatica, cioè il lavoro dovrebbe anche piacerti. Tu addirittura disoccupato, forse non ti piaceva nemmeno il lavoro che facevi prima. No, assolutamente, ero diciamo in parte costretto a lavorare come, cioè in quell'ambito, perché ho fatto più cose inizialmente. Io ho fatto l'esercito, ho fatto il rappresentante alimentare, ho fatto lo spazzino nei cimiteri. Cioè ti sei sempre rotto No, il ho culo. sempre, Esatto. ho sempre fatto lavori perché avevo comunque diciamo il bisogno, praticamente. Sì. Avevo Certo. comunque bisogno, aiutavo a casa, insomma cercavo di fare i lavori perché
Diciamo che l'università l'ho abbandonata per andare a lavorare subito perché avevo fame di questi soldi, sai? Quando Sì. sei più piccolo, tipo a 20 anni, a 21 anni, tu vuoi guadagnare, vuoi fare Certo. soldi perché Devi vuoi mantenere, vedere il stare mondo, tranquillo. eccetera. Allora, ingenuamente ho lasciato cioè, la mia università a Cassino, ho fatto università. Sì. E ho iniziato a lavorare subito e poi in pandemia, dicevo, è nata la comunque pagina, poi ho lasciato tutto, ho detto vabbè devo fare questo perché tornando al discorso di prima, quando fece quel video in pochissimi giorni 65 milioni, no, inizialmente fece una quarantina, 40 milioni, attualmente penso sta a 75, tipo, vabbè. Attilio ha quadruplicato Ti la credo. clientela. E ci credo. Perché io sono ritornato dopo circa una settimana. Ho detto, ma come è andata? Ho detto, non si è capito niente. Bella e buona gente da comunque tutta Italia. Voglio quella pizza là, voglio quella pizza là. Bellissimo. Allora, allora, aspetta un attimo. Parliamo un attimo. Ragioniamo. Ragioniamo perché io con quel video, se non erro, non monetizzai all'inizio, ho monetizzato dopo. Ok. Perché Ti sei perso un po' di per- spiccioli. per monetizzare devi avere, cioè devi avere una certa soglia di follower, una Certo. certa soglia di visualizzazioni per iniziare Sì. e allora ho monetizzato dopo, quindi non mi sono perso un po', però ho guadagnato bene. Anche ok. con quel Certo, video. ci credo. E Eh, questo grazie ad Arcangelo Caiazzo con cui abbiamo fatto 2 chiacchiere, che è un digital strategist. Sì. Sappiamo che questo è influencer marketing. Esattamente. Cioè tu praticamente sei andato da influencer, allora adesso lo sei, No, hai non mi reputo portato influencer, no. influenzi tantissima gente. Con 75 milioni di visualizzazioni direi che Influenzi parecchia gente. puoi sostenere No, di dire vabbè. questa cosa. Sei Ok. andato, Ok. hai portato il tuo Ma pubblico. sai il caffè? Ci sono zucchero, scusa. No, è amaro. È amaro. Ah, zucchero. No, quello che volevo dire sulla questione monetaria, lavoro, guadagno, è bellissimo pensare che una persona normale, una persona come tutti, come noi, Sì. da che magari disoccupato, che lavoro faccio, cosa non faccio, eccetera, ha iniziato a guadagnare con i social, con Sì. internet. Grazie, Quindi tu mamma. adesso, grazie mamma. Grazie. Quindi Aspetta, tu adesso... questo è un cucchiaino. Questo Ma è un io Ah, questo è un cucchiaino. cucchiaino, Io ho così. sempre- Questo è un cucchiaino, è un dosatore. Vabbè, producer, Vabbè, non ma facciamo qua siamo pubblicità, proprio... non facciamo pubblicità superflua a chi non ci E paga. grazie appunto ai social, dicevo, a internet, tu adesso ti stai godendo di più la vita. Tu ti Assolutamente. stai divertendo, stai facendo Sì, soldi, sì. facendo quello che ti piace. Sì, assolutamente. La mia diciamo, ambizione è stata sempre quella di viaggiare, scoprire il mondo. In quest'anno particolarmente ho viaggiato veramente tanto, ho toccato un sacco di mete che io non avevo mai pensato di andare, poi avendo la possibilità economica... beh, certo. Bellissimo. Che hai per- visto di bello? Allora, quest'anno sono stato a Dubai a gennaio, poi sono stato in Brasile, poi sono stato in Marocco, a Budapest, poi andai alle Canarie, Vabbè, va bene. poi andai alla Svezia. Va bene, può andare. Ti sei visto tutto il mondo. E io viaggio a Napoli, ma a Napoli non ci stai mai però. Io Quando stai a Napoli, Giuseppe? quando vado fuori cerco sempre di appunto diciamo ritrovare la napoletanità che c'è all'estero, perché voi lo sapete, Napoli sta in tutto il mondo. Sì, sì. A New York sono stato a marzo e ho visitato solo pizzerie e comunque ristoranti napoletani di persone Bello. napoletane che appunto sono partite da qui e sono andate lì a cercare intraprendere- fortuna. Esatto, Stupendo. e l'hanno comunque trovata. E la cosa che mi ha colpito è che tante persone che lì hanno comunque successo, macchine, soldi, locali e cose, il loro obiettivo è quello di comunque ritornare qui a Napoli, nonostante abbiano trovato il loro successo negli Stati Uniti, con locali, persone, mogli, figli, però vogliono tornare qua a Napoli. Perché secondo te? E che non me l'ha già spiegato. Ah. Perché lo devi secondo... scoprire. No, perché secondo te? Perché sicuramente diciamo che i beni materiali sì, uno se li gode, però alla fine dove lasci il cuore? È sempre nella tua città. Cioè, Sono stai d'accordo. sempre lontano dalla tua città, sei sempre dovuto andare via per trovare successo. Loro mi dicono che io comunque sento spesso, perché ogni tanto ci telefoniamo, loro dicono vorrei vivere a Napoli con i soldi che ho qui, a New York.
A così mi dicono, a così veri. Ah no, certo. No. Quindi tu dici che è sempre una questione economica, cioè qua allora è vero, il solito modo di dire, nemmeno modo di dire, il solito Vabbè, fare, ma- parlare, qua non si fanno soldi, qua non c'è lavoro, qua non c'è possibilità. Vabbè, ma sicuramente sono stato a New York un mese, sono comunque stato, e lì... Minchia. Sì, un mesetto. Sono tornato un paio di settimane fa. Bentornato. Grazie. E praticamente lì, sì, effettivamente si guadagna... Diversamente. Diversamente. Ma molto diverso. Cioè, ho parlato con un cameriere a New York, italiano, che il giorno del Thanksgiving, Thanksgiving, sì. esatto, scusate la mia pronuncia, No, figurati. non no, l'ho parlo detto bene per- inglese. In pratica ha guadagnato in un solo giorno $1.250 In un giorno. solo di tips, Io perché per lì guadagnare è... $250 mi devo prostituire in un giorno. Nemmeno li faccio in un giorno. Infatti, c'è vola basso. Sì, Tutto molto bene. basso. Hai troppa stima Nemmeno di te un stesso. decimo di Anzi, quello che... troppo Porca Vanesio. miseria, $1.250 È perché in un lì giorno. è obbligatorio a lasciare dunque tips, e quindi 10% se non sbaglio. il minimo è ora è il 18%. La faccia. E quindi loro vengono pagati $10 a ora fissi da il loro datore, e poi la mancia che il cliente lascia obbligatoriamente, un obbligo un po' più morale, che non è obbligatorio proprio scritto, però si lascia, è così. E infatti sto fatto a me mi facevi in frega, però Anche a me. Cioè, nel Sì, io senso- già mi aspetto il commento, quello che sta preparando il commento. Sì, però il tenore di vita è più alto, la vita là è più e cara. che me ne fotti a me? Sì. Chiaro, semplice. conciso. La vita lì sarà pure più cara, però comunque penso che in prospettiva, in rapporto, questi $1.250 in un giorno non siano male. No, è per Dollari questo in che giorno. lì c'è più ambizione Sì. rispetto a quel che qui o cameriere quando guadagni. Sì. Perciò magari qua ci potrebbe anche essere meno voglia di fare. Passatemi il termine. Esatto. Ti posso chiedere una cosa? Io ho visto, sempre spulciando un po', facendo i compiti a casa, Sì. che i social cioè, sono sì la tua principale occupazione, però sono anche insomma un trampolino per poter insomma permettere a un eventuale cliente turista di effettuare prenotazioni di servizi, escursioni e quant'altro. Quindi tu a tutti gli effetti collabori con piccole, o meglio, piccole, medie, anche grandi, ora insomma non sono nello specifico, realtà che sono presenti qui sul territorio a Napoli, giusto? Certo, sì. Quando è cominciata questa cosa? Cioè nel senso... Allora, diciamo che la pagina è nata proprio solo per questo. Cioè io non avevo intenzione di fare video, ti parlo sinceramente. Non volevi fare l'influencer? Ma io manco mo voglio fare. Però mi sono trovato dentro a questa bolla e ci sto. Vabbè, sto in ballo e balliamo. Ballo. Perché sei balliamo. un po' timido. No, sono timido. Ok. Io sono timido ancora oggi. Infatti, diciamo che quando vengo ripreso sono timido. Quando sono io che devo riprendere, no. Anche se devo parlare e mi devo mettere in gioco, no. Però se vengo ripreso, sì. È una psicologia un po' Vabbè, particolare. Vabbè, ci sta, inconsciamente come no. magari sai pure che quello è il tuo lavoro in quel momento, lo devi fare perché... Sì, principalmente. Allora io sono nato che dovevo fare solo tour, escursioni, insomma, a Napoli, perché io mostravo le cose di Napoli e suscitava interesse nelle persone che mi chiedevano: ma il Castel Sant'Elmo a che ora sta l'ingresso? Ma cosa si vede da lì? È Spacca Napoli? È Cristo Velato? E cosa? Ho detto: vuoi sapere che c'è di nuovo? Mo' metto a fare le guide turistiche. Le Bello. guide. Io non sono una guida turistica, né voglio esserla. No, certo. E allora la mia idea era quella di fare tour con guide turistiche autorizzate che li portavo in giro per la città. Poi c'è stata la zona comunque rossa per molto tempo, arancione, gialla, nera, ecco la città Ecco, poi vabbè. accantono un attimo sta cosa dei comunque tour e faccio i video. E da lì mi è cambiato proprio... La vita. Sì, Wow. perché Però è non comunque sapevo molto neanche... bella questa cosa, perché comunque tu offri un servizio che, se vogliamo, è anche solidale. L'hai detto stesso tu, io non sono una guida autorizzata, No, per no, cui io no. non mi metto in prima No, persona a fare assolutamente. questo, No. anche perché voglio dire, a ognuno il suo mestiere. Sì, Cioè, nel senso, non saprei manco rischierei anche... fare. Esatto, vedi, No. non lo saprei fare, lo farei No. male, eccetera, eccetera. È bello il fatto che comunque tu stia, se vogliamo, offrendo anche poi servizi, collaborazioni a quelli che sono tuoi colleghi. Quindi è Sì. un po' di solidarietà Che generale. certo, sì, che chiamo io faccio oggi tour, però chiamo chi è che si occupa di fare appunto le guide, le cose, io ti porto i turisti, tu mi fai la guida, tu paghi a me, io pago a te e tutti siamo contenti. Certo. Quindi avrai scoperto di Napoli tante cose che magari prima non sapevi. Certo,
ovvio. Mi sai dire magari una chicca Su che Napoli. pure il napoletano magari può non sapere? Allora, guarda, può sembrare assurdo, ma io non conoscevo Obror e Purp. Ah, Non e lo non lo conosci. conosci neanche tu. Vabbè, per sentito dire, il brodo di polipo, Ma cioè si fa il brodo l'hai con mai la- visto in strada, quello che lo fa in strada? No. Io sì. A Ci Via sta Fori- uno in mezzo a Via alla strada- Foria che ti... Ma non so se ci sta ancora perché è un video che feci un annetto e mezzo fa, un paio d'anni fa. che fa il brodo di Che polipo. fa il No, brodo di polpo, tu ti metti in questa tazza il brodo, ti metti poi a ranfadella che fosse il tentacolo del Che polpo. sbuca fuori dalla tazzina. E ti bevi sta cosa E che... te lo bevi? Te lo bevi. No, io cioè, l'ho dovuto fare. L'ho dovuto fare per il Dillo video. che è buonissimo. No, Dillo. Dillo che è c'è a chi buonissimo. piace e c'è a chi non piace, va bene. No, perché il napoletano vero è un affezionato. Lo so, però è un gusto personale. A me appena l'ho bevuto è venuto come un attacco epilettico. Però poi ognuno, insomma, se c'è vuol dire che a qualcuno piace. certo. A me non piace. Direi di sì. A me fa morire che tu ti sei visitato tutto il mondo, mezzo mondo, grazie a questa... Sì, è la mia più grande soddisfazione è questa. E devo ancora... devo dimenticare di dirti Argentina in quest'anno sempre. So che è il posto dove ci sono più napoletani nel mondo. È tipo, una Buenos cosa del Aires. genere. È proprio Buenos Aires. Sì, infatti lì quando qualcuno mi comunque fermava per parlare, perché io poi quando vado lì cerco di parlare il più possibile con tutte le persone possibili per capire un po' anche La del cultura. sì, per capire tipo a Raggiai a mangiare dovevo mangiare quello, dove potevo vedere quello, il posto più bello, il posto più figo, il posto più instagrammabile, Sì. insomma, delle cose così. E io parlo con tutti praticamente, anche se sono timido. Sempre. Ok. Certo. E quando dicevo che ero italiano e già là di Napoli, di Napoli mi faceva una statua d'oro. Certo. Ho detto Maradona, Maradona, sì, ecco qua, Maradona, frate, ma pizza. cosa, fratello, ti voglio bene, tutto Tutto a a posto. posto. Quindi subito in Argentina ho trovato benissimo bello. in E Argentina. a proposito di food, vabbè, dopo ti voglio chiedere una cosa sul food, però io qua sto vedendo nelle foto, tu hai... Che foto? Che cos'è? Pizza doc No, Words. questo sì, quando è stato fatto questo? 2021. Sì, questo in pratica è un campionato di pizza, si chiama il Pizza Doc. Sono stato prima come influencer che... Vedi? Vedi che non lo diciamo solo noi. lo Ok. so. Si collega perfettamente a quello che ti volevo chiedere. Tu ti etichetti o vieni etichettato come food blogger? Sì. Cioè lo sei? Allora, vengo etichettato così anche dai tanti articoli che mi fanno, però diciamo che mi etichettano o come blogger o come travel blogger o come food blogger. Non sono manco allora, non lo so manco io. Però forse food blogger è una parola che non è che mi piace tanto. Sono E d'accordo. ti spiego anche perché. Vi spiego anche perché. Perché vabbè, negli ultimi 2 anni c'è stata questa Esplosione. molta Esplosione. dei food blogger, eccetera. Diciamo che quando io faccio video, ne faccio tanti, ristoranti, pizzerie. Io non è che vado lì in veste di appunto giudice. Io vado lì solamente per mostrare quello che fa quella determinata pizzeria e quella determinata che ne so, ristorante, pub, Sì. quel che sia, vineria. Io mostro, ma non è che giudico, non è che dico questo è buono, questo non è buono. Giustissimo. Poi capita spesso che mi comunque chiamano per fare sponsorizzazioni, per comunque sponsorizzare il posto. Io accetto quasi sempre, ma capita pure che non faccio il video perché la cosa che mi offrono fa schifo. E no, certo, è capitato più di una volta. Ok. Perché Quindi ti senti molto più a tuo agio se è tutto corretto, tutto giusto per dare una tua opinione magari. allora, a me è capitato che andai in un ristorante di pesce, non faccio No. il No, nome, certo. non faccio il nome, e praticamente era una sponsorizzata. Questo tizio mi voleva dare 1500 euro per fare il video. No, è più o meno 1 milione di follower è uno standard giusto, anzi è anche poco. È anche poco. Al che io accettai comunque subito e andai in questo ristorante. Mi sono accomodato al tavolo, mi ha iniziato a portare sta roba pessima, immangiabile, ma davvero immangiabile. Cioè che proprio io non riuscivo proprio io neanche a fare finta di mangiare. Ho detto, guarda, non mi dice niente, ma io Non è rinuncio. No, io rinuncio a questi soldi. Questi soldi non ne voglio. Per il video che non lo posso fare. In queste condizioni non posso farlo.
Tu Se io- quanto falso saresti stato? Io tantissimo, fratello, avrei No, e detto ti questo spiego pesce perché, è e buonissimo. ti spiego perché non possa essere falso. Perché tante Credo che tu persone... abbia appena creato un meme in questo momento. Credo che tu abbia appena creato un meme. Ah, Madonna va santa. bene, va bene. Ok. Perché tante persone quando faccio video in pizzerie, ristoranti, poi mi scrivono dopo: ah, ci sono stato lì, buono. Mo, se tu mi segui, Sì. io mi mangio sto pesce e dico che poi a me si legge in faccia se una cosa è buona o no. Certo. È uno, partiamo da questo. Poi io mi mangio sto pesce e faccio finta che è buono. Sì. Com'è buono questo pesce. Poi tu vai... Credo che- poi chi stanno questo sia un male. meme. Poi chi stanno male. Poi tu vai, tu vai là, mangi e dici: ma Roma manale Giuseppe. Ho capito. Certo, No, vabbè, chiaro, perdi cioè, proprio tu di credibilità. hai- Perdo tutto. Devi mantenere una certa Allora, se credibilità. io vado a rinunciare a 1.500, In funzione di tutto Della il tua tuo immagine. però pubblico. poi Chiaro. vado a guadagnare la stima Di credibilità, dei certo. follower, che quella è fondamentale quando c'hai stima dei follower. Bellissimo. Ok, quindi tu non te ne approfitti. Tu No, lo fai. Allora, devi la avere- questione è questa: noi come l'ha abbiamo fatto. del mestiere del food blogger, noi abbiamo avuto già modo di parlarne comunque nel corso degli episodi. Certo. E appunto è bello anche sapere come l'opinione, o meglio, la procedura, come si comporta uno che sta da quel lato della barricata, in questo caso tu. Quel lato mio. Esatto. E cioè, vale No, a dire, ognuno si se comporta una cosa in un modo. non ritengo che superi un determinato standard di qualità, io evito di portare il contenuto, anche poi se vogliamo, non solo per te per perdere di credibilità, ma anche per evitare poi di nuocere poi a quella che è anche, insomma, L'azienda e il ristorante. Esatto. L'hai spiegato in un modo impeccabile. Vero, eh? Bravissimo. No, Sì, ma sì, infatti sì. stavo pure pensando, ora capisco il perché, cioè se queste sono le cifre, se questi sono i numeri, ora capisco perché tutti quanti vogliono fare il food blogger. Vabbè, Perché aspetta, però, queste dire- sono le mie cifre. Sì, Cioè, nel però senso, se tu Non mo esiste ti- il listino del food blogger. No, nel senso che se tu C'hai- mo tu in che c'hai i questo numeri. caso contano i numeri, Certo. e non tanto i follower, contano i numeri. Io fortunatamente ho molte aziende che mi comunque chiedono di sponsorizzazioni, eccetera, eccetera. Sì. Loro non vedono quanti follower ho. No, certo. I follower non contano un cazzo. Quello che conta praticamente è l'interazione che tu hai. Io ho 1 milione di follower, faccio video e io faccio un video, faccio 20.000 view. Allora mi dice quel milione a cosa A che serve? serve? Se io ho 50.000 follower e faccio 500.000 view, tu che sei Lete, da chi vai? Ah no, chiaro. Da certo, me certo. che ho 1 milione e faccio 20, o da lui che ha 500.000? Chiaro. alle aziende interessa la conversione. Sì, è certo. Sì, giusto. E certo. tu c'hai 1 milione, a me che mi interessa vedere tu se lo fai funzionare quel milione. Poi sai quanti milioni falsi ci stanno? Sì, Ah, sì. Quindi bellissimo. Wow, sono troppo contento. Sono Che cosa? è di te. Cioè, quando vedo una persona che... Cioè, non ti conosco, figurati, però magari che sento pure a pelle che se lo merita, cioè è No, bello. grazie, No, è proprio grazie. bello, mi Vero. piace. Grazie. E cosa... C'è un'altra curiosità che ho, per esempio, cosa nel mondo ti è piaciuto di più vedendo quest'anno 750.000 Posti. paesi che mi hai citato? Qual è la cosa che ti ha colpito di più? allora, a me mi ha colpito molto quando... No, Tipo allora, un'esperienza figa che hai vissuto fuori Napoli. Il posto in cui vivresti se non fosse Napoli. Questa è un'altra domanda ancora, però non- Io non cambierei Napoli per nessun'altra città al mondo. Ah, non te ne andresti... No, mai. Mm. No, ma perché Napoli mi ha dato tanto e io devo dare tanto a Napoli. Come diceva anche in una intervista Merola. Ah, wow. Formare Merola diceva: io non me ne vado da Napoli. Eppure io, vedi, non me ne voglio andare. Posso allontanarmi per un periodo, Sì. perché io voglio fare esperienze all'estero, ma sicuramente io ho casa qui e non la venderò mai la casa. Potrò comprare case in tutto il mondo, potrò andare un anno di qua, ma alla fine a casa sempre torno. Certo. Perché io ho bisogno proprio di Napoli. Cioè, io a volte mi trovo in città che non ci sta il mare. là è brutto. No, là mi sento male. Sì, pure Questa è io una ho cosa la che stessa diciamo noi sensazione. spesso, sì. diciamo, No, io ma non io là mi potrei sento mai male. vivere in un posto dove non c'è il mare. Sì, perché bello e buono figlio. Io capita giorni che sai che sono un po' giù di morale. Io devo andare a lungomare di Napoli e mi devo affacciare al mare così. E respirare l'aria Certo, di mare. certo. Così, no, ma a Giavereo mare. No, è un senso di apertura Sì, proprio un senso, diverso. sì, Vero, una vero, cosa. vero. Io andai in Germania, andai a Bielefeld. Che non... conosci?
No, Mario ci non c'è dispiace, stato, Mario non ha avuto il piacere. Non ancora, No, non ancora. no, Forse no, ci vado no. il mese prossimo. Bill Ah, F- vediamo. no, ma non chi, perché sta solamente una cosa buona E è l'hai la visto pizzeria, è una pizzeria di Enzo Capuano, un mio amico pizzaiolo Vincenzo. Napoletano? Vincenzo Capuano. Quindi Vincenzo l'unica Capuano. cosa che ci sta lì buona Là, è sì, una- vuoi là, mangi da pizza e torna. E non Ok. sa più niente. A proposito, noi vediamo alle tue spalle una dedica particolare. Gira, cioè, se ci il dici mio tu. viaggio a Napoli, cioè? Ah, Gino Sorbillo. Ah, questa è da Sorbillo. Mo andai. Mo Ah, quando è infatti è stato? Ok. L'altro ieri, 3 giorni fa. Quando sta? 5 giorni fa. 6 giorni leggo fa. su 6 giorni Sei fa. 6 giorni giorni fa fa. e ti hanno onorato con la pizza con il tuo Sì. nick sopra. Sì, sì. Gino fa sempre sti fatti. Sì, 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 no, Bellissimo. è un amico. Tu e la tua È la mia compagna, fidanzata moglie, che ok. no, fidanzata che anche lei, se vai comunque su Facebook, esce quasi sempre nei video e fa un grande successo. Lei mi ha fatto Ok. una pasta e lenticchie alla fine romana. Ah, ecco. Cioè, fammi capire, fermati. Fatto appostissima. Cioè, tu con questo mestiere, lavoro Lavoro a tutti gli effetti. E lei che te lo alimenta praticamente. Certo, e Ok, noi lo guadagniamo. lei cuoca. E noi guadagniamo così. Bellissimo. Io con i video che faccio, io comunque ci vado a guadagnare, Certo, è io normale. ci guadagno. Mm. E poi a lei piace, poi mangio e che bocchio. Ah, certo, infatti. Lei Vivi quindi un collabora sogno. con te a tutti gli effetti. Sì, lei collabora con me, e siamo una comunque. Lei Siete una è squadra? sì, lei è la mia metà, anzi, di più, forse lei è un po' di più della metà. Perché lei mi aiuta tanto, mi comunque supporta in momenti che magari non ho voglia di fare niente, lei mi sprona a fare. Questa Che relazione ce l'hai da prima che sei diventato il mio viaggio a Napoli? lei, ti dico una cosa, Sì. vi racconto un fatto bellissima. Allora, praticamente era appena finita la zona rossa, Ok. quindi che potevamo uscire. 2020... Appena finita la pandemia, no, la pandemia, Ma la maggio. zona rossa, la zona rossa. Maggio 2020. Quindi potevamo uscire Mm. e lei mi ha chiamato e disse: Giuseppe, mo possiamo uscire? Dice, possiamo uscire. Io non avevo un euro in tasca, niente, zero. Dice, lei disse: guarda, vogliamo andare a mangiare una pizza? Mi disse Federica. E dissi: guarda Federica, non posso, perché non tenevo manco 10 euro nel portafoglio per mangiare una sola pizza. Vero però, non No, è no, una cosa certo. per dire, veramente non Certo. tenevo i soldi. E lei disse: vabbè Giuseppe, offro io, dice a te. E io mi sentivo un po', sai, quando il fidanzato che viene offerto dalla pizza della propria fidanzata è brutto, sai. E dissi: no, guarda Federico, non ci voglio. Quindi veramente non avevo niente. Poi io sono uno che non è che chiede a mamma, a papà, non ho Cioè, mai posso chiesto chiederti niente. quanti anni hai? Così 28, contestualizziamo. 28. Cioè, noi alla fine noi Siamo siamo quasi tutti coetanei, siamo sì. tutti Pure coetanei. voi 28. Io 25 sono un po' più piccolo, lui Io sono a tanto così, lui mi è metto a tanto piangere, 27. fratello, Tanto 27. 27. Sì. Ah no, Ah, lei- la la regia, nostra producer è un po' esatto. più grandicella. 28 come me. Grande, ottima età. Ecco, ottima annata. Ottima annata. Ottima annata, 1994. Ottimo. Mitico. Ok, ha Bellissimo. tutto più senso adesso. stavo Invece cercando di- oggi fortunatamente va tutto bene, e economicamente va tutto alla grande. Bello. Mo sono ancora più contento. Bellissimo. Non ti commuovere, Mario. Ti No, vedo fra, emozionato. stupendo. Ok, ok. Bellissimo, bellissimo. Wow. E... Bello. Cazzo. Mi piace? Mi metti un attimo TikTok? No, TikTok faccio un po' cagare. Ma come? No, no, non per quello. Anzi, volevo chiederti magari... cioè, qui Questo è invece... andato bene oggi, vedi questo qua. Che Ah, cos'è? questo Mettilo un è- po', producer. Questo su Facebook pure. Faccio un po' cagare. 1.3 1 milione, milioni e 3 di visualizzazioni. Ah, questa era la famosa pasta alle lenticchie di prima. L'ho fatto pure il fumato. Allora, penso questa qua su Facebook ha superato i 400.000 in un giorno. 100.000 view. Vabbè, però tu Cioè, questa ormai è un aspetta, video della tua ormai su ragazza Facebook tu che ti giochi fa in la casa. pasta e lenticchie in casa. Sì. Ho provato a farla fuori dal Hai balcone, visto? ma Lei non l'ha veniva visto, così lei è bene. uscito. Hai visto? Hai visto? E, vabbè, ormai su Facebook però tu giochi in casa, non vale. Eh sì, no, e perché non vale? Vale, me lo sono sudato, Mazza, me lo sono pure su sudato. Oh, guarda che io io nel 2021 ho fatto quasi 500 video. Solamente su Facebook. Nel 2021 hai fatto quasi 500 video. Più di uno hai al fatto più di un giorno. video al giorno. Sì, Minchia. quasi 500 video. Nel 2022 750. Me sono vista vedere ieri queste statistiche, perciò le so. Incredibile. 750. Sì. Madonna santa. Vabbè, c'è dedizione, si vede che c'è E tanto... sì, guarda, per fare io posto 2 video al giorno, per fare 2 video al giorno, voi che siete un po' in quest'ambiente. No, ti capiamo. Lo sapete che non se è... non altro la rottura di cervello di stare lì a pensare che cazzo porto Ma- oggi e oggi. Questo mi succedeva prima, oggi no.
Perché oggi diciamo che pubblico tutto quello che mi capita. A tiro. Sì, tutto. Da una Ragazzi- spesa a... No, aspetta, producer succede? by Supra. Sali, ho capito già dove Tu vuoi sei andare a parare. stato Sali, sopra, sali. eccolo lì, Da centrale, e Nusret. clicchi. Cioè tu sei stato nella Salt cucina Bay. di Salt Bay. 2 volte. E ti ha cucinato lui. No, Ma io Cioè, ti penso ha che lui tagliato- faccia poco No, meno io- di un io- cazzo. Penso lui venga e tagli. no, Sì, no, ma se non mi sbaglio lui non è che appare così, lo fa tutti quanti. No, no, sì, no. sì, no, sì. Veramente? Sì. Allora, allora, no, Come allora. funziona? Ma Esatto. lo spiego. State zitti, Allora, praticamente andai la prima volta a Dubai, Ok, che poi non è Dubai, è Dubai con una B. certo. Ah, certo. ok, no, Perché- noi qua ci teniamo a No, dirlo no, con che 3B. tutto quanto fanno Dubai, che è una B Dubai. Ok. E in pratica lui viene a tavola solo se prendi una certa tipologia di carne che supera una certa grammatura. Si dice grammatura? Certo. Esatto. Quindi ha a che fare col prezzo, chiaramente. Certo. Cioè, lui dice: se tu paghi, io vengo. Se paghi poco, io non vengo. Certo. Io, scemo, pago tanto. Cioè, ma lo dici tu, lo stai dicendo tu, lo stai Ok. dicendo tu. Io, ok? scemo, che ho pagato tanto, è venuto e mi ha fatto questa cosa. Che poi a me, quando faccio questi video, è come una sorta di investimento. Perché io, ti ripeto, ci guadagno con i No, video. chiaro, Ok. chiaro. Quindi quello che spendi, a parte che lo fai per il contenuto principalmente. Vabbè, è sia per la perché poi guarda, E non per è l'esperienza, bello chiaro. stare a tavola col telefono in mano a fare video, non è tranquillo, cioè non è che tu ti fai una cena tranquilla, Mm. Certo, io oggi se lo dovessi fare sono abituato, quindi per me, anzi, io senza cellulare sto male. Ok. Le tue posate sono coltello, forchetta Allora, e È telefono. diventato un'estensione del Però tuo corpo. prima io sfido chiunque a fare video mentre stai mangiando col cellulare in mano. No, certo. È È una rottura di palle un po'. certo, è Sì. scomodo più che altro. Quindi tu stai anche cercando di dosare la cosa. Cioè, devo godermi questo momento. No, Togliamo Ah, no, tu lo fai. sempre. Ma io me lo godo comunque. Ragazzi- Ora me lo godo comunque. Ora. Prima non me lo godevo perché io prima pensavo al video. Poi sono tante. Qualcuno dice: ma che ci vuoi a fare un video? No, vero. Sono tante piccole cose Certo. che pochi sanno perché sennò tutti quanti potrebbero fare 1 milione. Io ti sto guardando, solo che dietro ci sei tu che mangi una frittatina, quindi mi hai distratto. Mi hai colpito. Indirettamente mi hai Questa distratto. Mi ha colpito perdonami. tanto la frittatina. Sì, No, sì. più che altro mi fa anche piacere che tu ne parli in questo modo del fatto del cellulare. Perché adesso, tipo, io mi vergogno tantissimo. Se io ti devo far vedere quanto tempo sul cellulare, io non te lo faccio vedere. Cioè, preferisco farti vedere magari le mie mutande, ma non il mio telefono. Non voglio farti vedere quanto tempo sul telefono. Mi metto molto vergogna di farti sapere quanto ci sto. Perché è come se ti estraniassi dal mondo. Invece, molto molto bello che tu invece la vivi molto con più serenità. Ecco, mi piace. Oggi, per all'inizio è stata tosta. Certo. Io all'inizio quando andavo prima mi ricordo che chiamavo io le pizzerie, dicevo posso venire a fare un video da voi? Loro mi dicevano no, ma chi sì, cosa? Mo fortunatamente un po' comunque conoscono un po' le pizzerie, mi conoscono e mi chiamano loro a me e io mi faccio pagare Certo. per farlo. Chiaramente. E all'inizio io dicevo, mi sentivo pure a disagio a stare con questo telefono a fare così, dicevo Sì. ma che sto facendo? No. Però poi è andata bene, quindi lo Sempre faccio perché tu la molto vedi- volentieri. Rapporto lavorativo. Sì, sì. Vedo Giusto. Studio Mattina. Ah, sì, Cioè sì. TV, sei stato pure in TV con... Sì. Pure a Rai 1 sono stato. Ti ha portato un po' dappertutto questo progetto. Eh sì, ma tu vedi in coppa a Facebook, perché stai in coppa Producer, dobbiamo vedere su Facebook. Io là Metti c'ho- Facebook. ho più... Com'è l'esperienza della TV? No, ansiosa. Perché Sì? in TV ci sono tempi che magari sui social non hai. Che qui con noi dice la verità è tutta un'altra No, a cosa. casa proprio a casa, mi Bello, sento a casa, bellissimo. manzo il caffè, cose. Bello. Tranquillo. Però in TV tipo a Rai 1 feci una diretta a Rai 1, un programma, non mi ricordo il nome del programma, e lì tenevo dei tempi stretti, dovevo raccontare alcune strade di Napoli in determinati tempi, ho detto ma mo se esco fuori, perché qua con comunque il cellulare io so io quando mettere pausa, Certo. quando riprendere, quando fare, mi mettevo proprio a posizione, quello che va. Invece a Rai 1 non avevo tempi, così ho detto ma che ansia, per la fine Sì. ce l'ho già fatta e sta a Vabbè, posto. certo. Mi dai l'idea di essere una persona super consapevole di quello che sta facendo, molto positiva, Sì. molto grata Assolutamente. e competente. No, competente non lo so. Ma come? No, competente non lo Aggiungiamo so. Non, umile.
Che succede? Ma che Bellissimo. ma non sono io questo. Questo è un fake. No, che stai dicendo? Abbiamo già sgamato. Bocciata la Non regia. sono io. Fantastico. Non sono io. Già iniziano i Questo primi. dove sta? Sarà. Voglio quanti fake ci sta. Certo. No, Scendi, producer, scendi un altro po'. No, è questo è sempre sempre fake, lui, questo è è sempre sempre lui. fake. sempre il fake. Incredibile. Vai talmente forte che la gente ti copia. E... C'è il bello. pezzotto anche del mio viaggio a Napoli. Bellissimo. Ecco qua. Federica Franco, la mia fidanzata. No, vedi il mio viaggio a Napoli strano, ma tu non hai cercato su Facebook però. No, perché qua abbiamo un problema con Facebook. Quanto guadagna? Prima domanda. Ah, c'è anche questa ricerca. Mo esce. No, non esco. Nemmeno. No. Va bene, Vai. parliamone come se Come se fossi stessimo su uscito. Facebook. Vabbè. Esatto. Ecco. Infatti una cosa che mi ha detto Giovanni, per esempio, è che tu stai molto sul giornale. Cioè, Giovanni mi ha detto, guarda che ho visto un sacco di Ma hai visto un articolo? articoli che parlano però di articoli, di Giuseppe. sì, però articoli, cioè tipo mo sono stato a New York, ho perso l'aereo a New York Ok. e mi hanno fatto l'articolo. Ma capito perché? Hai perso l'aereo e ti hanno fatto un articolo sul Sì. giornale. Sono curioso di sapere che cosa c'è scritto. Ragazzi, in ma questo voi avete articolo. notato che i giornali... È sempre più facile finire sul giornale. È sempre più facile fare il giornalista, Ah, o certo, sbaglio? certo, o sbaglio? certo. Ah, ok. io ho preso pure il tesserino dal giornalista. Ah, vedi? Come Ecco. mai? Ah, ti ho Perché- insultato su... Vabbè, Aspetta, eccolo qua. che... fighissimo, perché? È perché... Posso? Non ho mai visto un tesserino giornalista. Cioè, tu sei a tutti gli effetti un giornalista? Sì. Come hai fatto? E ho dovuto fare degli articoli, Ok. poi dovevo... Io lo so perché ti ricordi, io Ah, giusto. per un periodo io ho provato a Quando l'ho prendere... preso, non mi ricordo, 2020. Cioè, quindi 2000. Io ci ho provato, poi vabbè per una serie 2021, di 2021. questioni. Non bisogna studiare per fare il giornalista. No. Non necessariamente. Ah, ok, No, non lo no, sapevo, no, no, ragazzi. no. Bisogna fare determinati articoli. Una sorta di Ok. praticantato, Sì, tipo di eh, 500 poi- e passa articoli. Tutto a posto. No, un po' di meno. Un po' di meno, Sì, comunque di sulla meno. soglia, superata una certa soglia di Sì. articoli in qualità di pubblicista, correggimi se sbaglio, Pubblicista, sì, di pubblicista ti viene rilasciato insomma, il tesserino a tutti gli Sì, effetti. che poi non mi quindi. serve a niente, No, veramente. Però C'è stato capita un che tempo in alcune... cui lo prendevano quasi tutti, facevano questa cosa, perché col tesserino entravi gratis allo stadio. Ah, Eh, Quindi una tu- volta. Una volta, no, Mo non si non può più. fare più questa cosa. Però sì, prima si portava anche... infatti lo posso dire in modo molto provocatorio. Sì. È per questo forse che adesso tutti gli articoli di giornale che leggi online sono ridicoli. Sì. Cioè che si parla solo di non sciocchezze ce e ne voglio Giuseppe che frivolezze. ha perso l'aereo, assolutamente. No, No, vabbè, non è No, l'articolo- però no, ma il fatto che allora, sai qual è il fatto? È che io ho fatto che ho perso l'aereo. Tutto a posto. Ora non ricordo, forse più di un giornale ha fatto st'articolo, ma la cosa che mi ha colpito non è tanto all'articolo in sé per sé, ma tipo sotto 600 commenti, 700 commenti. E di che si parla? Giuseppe, che cazzo di aereo hai perso? No, Cioè, era un- Dicevano giustamente, ecco ce ne fotta a nuia, ovviamente, giustamente. Ma che gli vuoi dire? Cioè, Giustamente, anche io ho perso la Vesuviana, ma non è che fa notizie. Dov'è il mio giustamente. articolo? Giustamente, Certo. Quindi tu dai pure ragione a queste ma persone. sì, ma senza te. Poi un altro articolo bellissimo che in pratica mi devo mettere a dieta perché da quando faccio sta cosa ho preso 20 kg. Per forza. Ah, beh, Ok. per forza di cose Per forza ci di sta. cose. E allora praticamente ho fatto un video dove dicevo a gennaio mi metto a dieta, però mi voglio levare un ultimo spizio della graffa di Ciro. Ok. Faccio sto video che comunque sul lungomare. Dice, allora amici, oggi siamo a 21 dicembre, deve mancare poco all'anno nuovo, manca poco, quindi mi levo quest'ultimo spizio e mi mangio la graffa. Comunque il giorno dopo vedo l'articolo, Giuseppe si mette a dieta. Ma va. A gente sotto, ma noi cucino frutta. Ragazzi, Giustamente. e non è È meglio bello, il podcast che almeno le racconta queste Cioè, cose. a me cucina fuori, ma di chi? Ma pure a me non me ne fotto manca a me, cioè io non volessi manco fare la dieta. È bello come ormai la risposta media dell'utente napoletano. È a me come fu. è a me come fu. Giustamente. È come tipo leggi Belen, si lascia qui. Che già fa, certo. Però ci fa sta. notizia. Chiaro. Fa click, quindi. fa numero, sì, certo. fa numero e questo è quanto. Vabbè. E questo è. Complimentoni. Triste e Ma vero, basta. No, triste e e basta, basta. triste e basta. Vabbè, Esatto, tutto a esatto. posto. Ma per curiosità, mo, questa graffa di Ciro era il 26, 7 dicembre. Se vai su Facebook non me lo vedi Di il quest'anno, video. cioè, sì, sì, no, tipo- una settimana fa.
settimana fa. Vabbè, complimenti, Bello. è andata forte, quindi sta... Bello, Sì, bello. sì, è andata bene, è andata bene. E poi era Hai- pure buona, lo devo vedere, una delle migliori di Napoli, che era Faricino. Mi piace assai. Ci sta, come no? Lo sai. Eh beh, Mi piace Vabbè, è assai. un fortissimo potere mediatico. Infatti, penso che a Napoli ormai un'istituzione. sei diventato un'istituzione. No, dico proprio Lui, Giuseppe, sei certo. diventato Io? un'istituzione. No. Cioè, nel senso che ti. No, sì, mi offendono tanto. Ma come? Certo, quello Ma è come? normale. Ma come? Vabbè, ma è normalissimo, è tutto normale. È tutto normale. Dici, non è proprio normale. Se raggiungi una certa fama, ti devi Ma aspettare. allora, la Aspetta. critica ci sta. Mario però- crede che nel momento in cui tu raggiungi una soglia, un certo numero di follower o di interazioni, Sì, ragazzi. sia normale che la gente ti mandi a fare in culo. È qualsiasi obbligatorio, cosa è tipo il fai. patentino. Io mi permetto di dissentire a questa cosa. Dissento anch'io. Ok, ah, e ti per spiego fortuna. Poi perché ti spiego anche il dissento. mio perché. Allora, io mi sono fatte due ipotesi. Allora, la prima ipotesi, io penso che, visto che fortunatamente viaggio tanto, io penso a qualcuno che magari è andato in cantiere, si è fatto quelle 8 ore, che si è spaccato la schiena, vede me che sto a Rio in piscina a fare il video. Ci sta che magari gli Gli rode il scatta culo. quella cosa, dice, guarda questo, io mi ho già fatto un cuore così per non dire un'altra cosa, poi apro il cellulare. Ma questo accade perché non tutti immaginano che questo sia un lavoro. Certo. Poche persone immaginano che fare il coglione in piscina a Rio con il cellulare sia un lavoro vero e proprio. Perché oggi nel 2022, mo 2023, ancora tante persone non sanno che stare sui social potrebbe essere un'opportunità lavorativa. Sono rimasti ancora all'epoca che il lavoro si fa in ufficio, 8 ore di lavoro. In questi lavori nubili, comunque persone, specialmente quelle più... Che hai fatto? Lavori che hai fatto, tra l'altro? Sì, ho fatto e ne vado fiero perché mi hanno fatto, anzi il mio primo lavoro è stato il porta a porta, facevo i contratti con l'Enel. Quindi sai che cosa significa Come? lavorare Avere anche le porte in quel faccia. modo. E avere- Letteralmente. e avere le porte in faccia e le mazzate pure mi hanno dato. Le mazzate pure ti hanno dato. Non lo so perché acchiappava il rilascio spostati, che signora l'Enel, mi buffavano i packer. Ok, Bellissimo. sì, successo anche... Vabbè, è un bagaglio se non altro. Sì, vabbè, Anche questo. tenevo 17 anni, 18 anni, quando iniziavo a Ragazzi, il lavorare. mio punto è sempre questo. Si parla di percentuale. Quante possibilità ci sono che una persona su 100 è proprio scema? Quante possibilità ci sono? In generale, stai parlando in generale? Non ho Sì. capito dove stai andando a Il parlare. 100%. Ok. 1 su 100 non sa buona cacapa, ok? Lui è seguito da 1 milione di persone. Viene visto video con 74 milioni di visualizzazioni. 74 su 74 milioni di persone. Quante non stanno bene con la testa? Quante 74 sono milioni. insoddisfatte? 74 Quanto- milioni. Capito? Sì. Perciò dico, è normale, è logico che ci sia a un certo punto con questi numeri later. Perché ragazzi, fondamentalmente se fossimo tutti felici, tutti soddisfatti, si vivrebbe sicuramente una vita diversa, no? E invece ci sono Allora facciamo persone una cosa. soddisfatte. Sì, però Intassiamo aspetta. un attimo la città di Napoli. Il posto più instagrammabile di Napoli? Vabbè, è 13 discesi, Ok. Come Le dai, 13 discese, il posto Sì. più instagrammabile. È bellissimo, là è la cartolina di Napoli, là dove ho dato il mio primo bacio. Wow. vedi? romantico Sei un pure. romanticone. Ma sotto qua romantico. sotto. Ah, mi no. aspettavo il golfo. mi No, a me le aspettavo... 13 discesi mi piace assai proprio, però là è un po' sporco. Mm. E là io là mi incazzo perché cioè, non ci vuole niente a piana carta, cioè tu rovini proprio un paesaggio così bello perché tu e fo scemo che sta la carta under quando poi sta il Cestino. cestina a 50 metri, Certo, a 20, no, no, che no. 50, a 2 metri, cioè là si proprio esagerato. Io là, là mi nervosisco, Sì. sì, sì, Sì. là mi nervosisco. Un'altra curiosità. Vivendo a Napoli, crescendo a Napoli, vedendo adesso tutto il mondo, cos'è che magari ti fa rabbia? Perché io penso che qui ce l'abbiamo tutti questo amore e odio con la nostra città. A me i napoletani che non amano la città, perché se noi imparassimo, ma mi metto anche io, Sì. perché No, anche io in primis, faccio- io non amo la mia città, se quindi ci noi scontriamo in questo se momento. noi non ami la tua città, No, non mi Però piace non Napoli. vi chiede ammazzate perché sennò rovinate lo studio. no, Napoli non mi piace, ma parliamo di persone. Allora, esatto, parliamo di comunque sì. persone. Se noi provassimo ad amare un po' di più la nostra città, già così
per quanto mi riguarda è la più bella del mondo, Sì. per quanto mi riguarda. Esteticamente è Esteticamente incredibile. per me è così. Sì. Poi se noi la trattiamo bene e soprattutto siamo un po' più rispettosi sia della nostra città ma anche del il prossimo, sarebbe veramente una città che sarebbe nella top 5 di tutto il mondo. 2 milioni e mezzo di persone così, con questo carattere, questa metà, tutte in un solo posto, Sì? e diventa poi un po' invivibile la città. E io per questo, ragazzi, dai, venire qua nel sud è stato un inferno. No, ok, perché chi ok, si pizza ok. col motorino da Ok. una parte, no, questa strada è mia, no, qua, io mi parcheggio Ma sul ti spiego lampione una della... cosa, ti spiego una cosa. A Ragazzi. New York, sono stato a New York, no? Un mese. Sì. Sono tornato qua. Eh. È bella e buona. Sono stato in un quartiere di Napoli a Maddalena. Conosci? Come no? Sì. Bella e buona, un motorino in Si contromano. capiva più Che io niente. per un mese là a New York non l'ho vissute ste cose. Però sai che a me mi mancava. Ma... No, Giuseppe, giuro, zero, no, Giuseppe, Giuseppe, no, Ti per giuro, favore. per favore. ti No, non è giuro, possibile, non è ti possibile. giuro, a me mancava No, il mi motorino che rifiuto. veniva in contromano, che io bussavo, ma ne affanculo. Questo è l'amore. Mi mancano Questo è queste amore, cose. È amore, è folcloristico. Mi è amore. mancano, veramente mi mancano. Ho capito che dici. È casa. Cioè, io mi ricordo a Mergellina una volta. No, beh, ho capito. Beh, è la particolarità di questo posto. Ok. O lo ami o lo O lo odi. odi, Bravo. Esatto, ci è sta. la particolarità di Ma questa tu, città. ma tu, allora, mo fortunatamente oggi mi chiedono, sai, selfie, strada, persone così. Un signore sulla sessantina a Mergellina, comunque questo qua mi ferma, fa, mi viaggi a Napoli? Io dico, sì, ti posso stringere la mano? Dico, chi sta? Ma chi è? No, perché sai, capita, Certo. piacere, chi sta guarda e fa, eppure oggi oggi mi sa a mano rindo cesso. Bellissima! No, fantastico, applausi. Tu come hai reagito? Io mi sono messo a ridere. Bellissimo. Poi ci siamo messi il caffè insieme. Cioè, Vedete capito? ragazzi, io questo dico, sì, io non ce la, io qua non ce la faccio. Cioè, posso offrire un caffè a It? Gitti come, no? Pigliamoci un caffè. Bellissimo. No, perché io poi oggi visto che lo video a me non mi si è piaciuto, sai che le cose E in Napoli... quindi... Però mi prendo il caffè con te, magari il te lo caffè- racconto pure. Bravo. Però mi ha offerto lui il caffè a me. Ragazzi, 2 milioni e mezzo di persone così. Poi magari succede, c'è quella giornata in cui ti va tutto alla grande, in cui trovi la signora che ti offre il caffè là, magari quello Un'altra che ti fa cosa passare, quello così, mi è quello capitata. Ho Buvera. Ok, sì. Il mercato del Buvero. Sì. Ero lì con la mia fidanzata, uno si ferma uno scooter, fa pipi pipi. Io, i miei viaggi a Napoli, io, ciao, dai, mi metto da dietro. È uscita sul giornale pure questo. Ma l'ho scritto questo non è l'articolo. uscito. No, non è uscito. Ragazzi, No, e lo sto raccontando ora. Allora, uscirà probabilmente. L'odio che Mettila provo dietro. personalmente per questa città è dovuto alla sua incoerenza. Se fossimo tutti così sempre sarebbe fantastico. Purtroppo nel bene o nel male ci sta questa incoerenza un po' così che a me fa uscire pazzo. Quindi C'era io un odio tizio, e amo. ci stava un tizio su quei social che mi commentava sempre brutto. No, ormai sapevi pure chi era. Sì, Sempre stesso. Roberto Cottone. Ok. Lo possiamo dire. Lo possiamo Non me lo dire? Sì, sento Roberto, proprio. sei sui social, cioè nome e cognome si può dire. Vai. Comunque, Sei sicuro? Vabbè, ormai Sì, l'abbiamo si detto. può, si può, si Ma può. non vabbè. me lo butto a me. Ok. Comunque, cosa è No. successo? Sono ad un evento a Monteruscello, il Monteruscello Fest. Sono lì, ci stanno i pizzaioli, chi fa i dolci, fa le cose, belle e buone. Venuti, posso fare una foto con te? Io lo guardo in faccia, era lui. Vi giuro su Dio, era lui. Ho detto, ma tu scusami, non sei quella lota, no? Cioè, sai quando ti restano impresse quei visi? Sì, sì. Perché io le offese ne ricevo tante. No, ad alcune non ci faccio caso perché sono offese di Lui circostanza. te lo ricordavi? No, perché sono... Perché lui è un affezionatissimo. No, sono a parte che ha tutti i video. Tutti. E poi ci va giù pesante. Cioè, offese belle Gravi. cattive, Ok. belle... Sentite. Belle, ok. belle. E ho detto, scusa, ma tu non sei quello che mi offende sempre. Lui sì, però ti ho detto pure qualcosa di buono ogni tanto. Cioè, quindi quello è tuo fan. Però lui interagisce Ma che- così. Lui ha chiesto i selfie e là sono rimasto sorpreso. Gli ho detto sì, ok, lo facciamo, però ti diamo una calmata. Spiegami. No, ti dà una calmata, perché oggi capire che ti posso stare antipatico e poi non ti sto antipatico se tu mi chiedi Chiedi il selfie, infatti. Cioè, una psicologia strana. È uscito l'articolo pure su questo, perché ho scritto un Fantastico. post. Ok. Ho detto, in determina, ho in pratica incontrato uno che mi ha offeso, poi mi ha visto e magari è uscito pure l'articolo. Però là sono rimasto e ho detto, ma allora, chi se nemmeno per un anno intera? Si è Me preso ne ha- la briga. Me ne ha dette di tutti. Io potevo fare pure la cosa migliore del mondo. Penso sono andato in Africa, a Zanzibar. Ho cucinato in questo comunque villaggio africano per i bambini un piatto di pasta col pentolone enorme, sai? Sì.
che lì cosa che ho fatto il video, isso pure un light, l'uta. Cioè, Vedi, lì ti dovevi sedere con lui a tavolino con un caffè, gli spiegavi, cioè ti spiegava il perché magari. No, perché lui sicuramente aveva detto che tu lo fai apposta per avere like, se quando fai comunque Ah, beneficenza beh, sui ragazzi, social è sempre certo, un'arma a doppio visto taglio. male, Certo, cioè. infatti. Uno pensa lo fa perché vuole prendere like. Vabbè. Vabbè, poi ognuno la può pensare in un modo. Sì, in un modo... pure se fosse sto facendo beneficenza, Pure se comunque, fosse comunque sto dando da mangiare. bene. È una piccola goccia nell'oceano, sicuramente Certo. quel piatto di pasta, però per quel bambino che se l'è mangiato è cambiato. Certo. Perché Chiaro. i bambini, quando io facevo la pasta, io e la mia fidanzata, c'era la pasta che andava giù a terra, questo pantalone immenso, se ne capiva questi qua, da terra pigliavano la pasta e se la mangiavano, talmente avevano fame questi qua. Allora per quel bambino gli vai a chiedere, ma a te dei like ti hanno fatto qualcosa? No, basta che quel E lui, bambino ha da buon mangiato. napoletano, ti risponde: mica me ne foot. Ma che me ne fotte. Ragazzi, per questo siamo delle eccellenze nel mondo. Vabbè. Esatto. Giuseppe, noi siamo contentissimi di averti avuto qui. Ok. Questa chiacchierata mi è piaciuta tantissimo. È stato divertentissimo e super interessante. E spero che ti sei sentito un po', sai, a tavolino con A casa, due amici ce l'ho a detto casa. prima, a casa. Grazie mille, Ma veramente. grazie a per voi aver condiviso ragazzi, questa in esperienza bocca al con lupo noi. per tutto e speriamo che andate forti, ancora più forti di quello che Ti state ringraziamo. Grazie. Grazie mille. Ciao. Vabbè, ciao. Wow.